un camper che funge da unità sanitaria mobile, una bicicletta che funge da ambulanza, da ambubike, per un primo soccorso verso la spiaggia, dove eventualmente si possa chiamare l'ambulanza classica, ma intanto portare un primo soccorso con un visore che oltretutto dà al pronto soccorso stesso anche la visione di quello che stia accadendo. Questi e altri sono gli strumenti a disposizione per il progetto Vacanze Sicure, per il terzo anno, ulteriormente implementato dall'ULSS 3 veneziana per la spiaggia di Chioggia. In questi anni siamo cresciuti, gli investimenti sono importanti, 1.300.000 euro e oltre è una cosa che vuol dire tanto, ma soprattutto vuol dire tante professionalità, tante competenze che si impegnano in questo periodo per dare il massimo soprattutto di sicurezza sui luoghi dove i nostri concittadini trovano un attimo di riposo durante l'estate. Che strumenti particolari sono stati introdotti quest'anno? Noi continuiamo ad utilizzare tecnologie all'avanguardia, visori a visione ampliata, amplificata, usiamo mezzi che possono arrivare facilmente anche sulla spiaggia, quad, biciclette elettriche. Stiamo perfezionando anche sul pronto soccorso i sistemi diagnostici e abbiamo ricevuto l'ok da parte della Regione per implementare la diagnostica per immagini con un ulteriore TAC che andremo a posizionare vicino al pronto soccorso. Questo si inserisce per le spiagge in giornate di grande emergenza, come ad esempio il caso di Venezia e altri ancora? Guardate, qui io non posso far altro che fare un plauso agli operatori del SUEM, del 118, ma dei pronti soccorsi che riescono a mantenere sempre quella attenzione e quella lucidità per affrontare le situazioni più drammatiche. In questi giorni non vale neanche la pena di citarli, ma l'opinione pubblica ha visto anche riprese dalle telecamere con quanta professionalità e quanto impegno tutti i mezzi dell'azienda che vanno dalle idroambulanze alle ambulanze, alle automediche, vengono impegnate e che con professionalità i nostri operatori affrontino queste situazioni drammatiche. Le condizioni della signore sono stazionarie, quindi non ci sono né peggioramenti né miglioramenti, quindi la situazione è sotto controllo, la prognosi è una prognosi riservata e noi stiamo seguendo l'evoluzione in modo tale da poter intervenire nel modo giusto al momento giusto.